sono fatto un nuovo tatuaggio! Ragazzi, sapete che giorno è oggi? È il giorno di fare uno scherzo a mia mamma. Infatti è da tantissimo tempo che non faccio scherzi a mia madre. Allora il buon Crazy ha pensato: perché oggi non fargli prendere un grande spavento? Guardate che cosa ho in tasca. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ebbene sì, sono proprio dei veri tatuaggi. Vi spiego semplicemente come si usano. Praticamente durano un mese, quindi speriamo che non durino un mese, perché sennò dovrò stare con un mese con questi tatuaggi. E si mettono praticamente sul collo, dove tu li vuoi mettere, e poi si passa l'acqua di sopra. Dopodiché ti resteranno per un bel po' di tempo. Solo che non li uso da 4 anni, quindi forse saranno scaduti. Eccoci qua nella nostra postazione da lavoro. Questo qui è il tatuaggio che faremo. Praticamente, a quello che ci ho capito e a quello che dicono queste istruzioni, dovrò semplicemente togliere questo. Ok, perfetto. Metterlo dove io voglio metterlo. Diciamo che, non lo so. Perfetto. Questo ce lo facciamo qui nel braccio e lo applichiamo qua. Voilà. Perfetto. Dopodiché pressiamo un po'. E adesso, ragazzi, dovremmo metterci dell'acqua sopra. Io sono sicuro che mia madre mi ucciderà appena saprà tutto ciò. Ragazzi, mia mamma odia i tatuaggi. Ok, adesso è arrivato però il momento di procedere all'opera. Detto questo, qua è ben incollato. Passiamo un po' d'acqua in questo tatuaggio. La cosa particolare è che praticamente sembrano veri questi tatuaggi. Cioè io non lo so, non me lo spiego. Vabbè, continuiamo con il nostro bel lavoro. E qua dice tenere premuto per 20 secondi. Dopodiché rimuovere. Ok, perfetto. Il lavoro è finito, questo è il risultato, ma non quello finale. Siete pronti a vedere il capolavoro? Beh, dovremmo togliere questo coso di carta. Ci siamo, ragazzi. Andiamo col 3, 2, 1. Vediamo cosa ne è uscito. Sta venendo, raga. Sta venendo. Mamma mia. È perfetto. Sembra vero. Cioè io non mi... Ma come fanno? Raga, sembra vero. Guardate qua la mia mano. Oh mio Dio, mia madre mi ucciderà. È arrivato il momento di scartare quest'altro tatuaggio. Questo è blu ed è veramente figo. Io direi che lo possiamo mettere esattamente qui. Ok. Ragazzi, qua è veramente assurda come cosa. Solo un pazzo come me può fare queste cose. Direi che adesso è arrivato il momento di mettere l'acqua. No, ok, qua chiudiamo. E andiamo a mettere l'acqua nel tatuaggio. Ok, e speriamo viene qualcosa di figo. Ok, raga, sto per fare il tatuaggio. Oh mio Dio, no, vabbè, io sono proprio curioso di vedere la reazione di mia madre. Applichiamo per bene, ancora un po'. Ragazzi, è arrivato il momento. Volete vedere il risultato finale? Non è questo, ma è questo qui, vediamo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma sembra vero! Il bello è che questi tatuaggi li dovrò tenere per un mese. Ma voi sapete che cos'è un mese con queste cose stampate qui? Adesso è arrivato il momento. Possiamo nascondere questo, nascondere anche questo. Andiamo da mia madre e vediamo che succede. Come va, mamma? Va. Però se togli sta telecamera va meglio ancora. Perché dovrei togliere la telecamera? Cioè, stiamo facendo dei vlog, fammi registrare, mamma, e non rompere. La devi togliere perché sono sicura che tu mi stai facendo un altro scherzetto. Salvo, toglila la telecamera. Allora, effettivamente c'ho un qualcosa da dirti che è comunque molto molto importante. Però devi promettermi che non ti infuri, perché è una cosa veramente tranquilla, non c'è da preoccuparsi. Io tremo, già tremo. Allora, perché siamo qua, ti domanderai? Certo. Devi sapere esattamente una piccola cosa, però piccolissima. Non voglio sapere. No, mamma, fidati di me. Fidati di me. Come? Fidati di te, non mi fido. No, mamma, già c'è bisogno di piangere. Come se sapessi. No, vai tranquilla. Ti domanderai il perché sono stato fuori tutta la sera, mamma.
praticamente sono andato dal mio amico Lorenzo. Sai chi è Lorenzo? No, non lo so. Lorenzo, quello che fa tatuaggi. Quello che fa tatuaggi, sì, proprio quello che fa tatuaggi. No, o sa. Mamma, vai tranquilla. No, perché no. non ha fatto un tatuaggio. Ah, ora sì. Ne ha fatti 2. No, non è vero. C'è pure Maya, vieni qua. No. Oh, No, dai, bella. conoscendoti non ci credo. No, fidati. no. Allora, mamma, ti spiego. No, non ci credo perché io ti conosco. Ho visto i miei amici che facevano praticamente questi tatuaggi. Ormai 18 anni ho detto, vai, facciamo 2 tatuaggi grossi. Tipo, grossi. Che ne pensi? Aspetta, tu vedi i tuoi amici che fanno il tatuaggio e lo fai pure. No, non ci credo. No, io non ci credo. Allora, no, sei pronta? Sei pronta? No. Allora, in realtà l'ho fatto ieri. Oggi sono andato a mettere No, le cose in più. non Pronta? dire 3, 2, 1, mamma! Mi sono fatto un nuovo tatuaggio! No. No, mamma, basta, non guardarlo. Non ci credo. Mamma, stai tranquilla. È solo un no, che va. No, è un tatuaggio. Mamma, dai, ancora vedi che c'è la cremina ancora. Guarda, c'è la cremina che brucia un po', sì, brucia un po' perché praticamente è stato. No. Mamma, dove vai? Mi sto sentendo. No, non ci credo. Mamma, stai tranquilla, è un tatuaggio. E poi ne ho fatto un altro. Non ci credo. No, non ci credo. Sto diventando pazza. No, ora che glielo dici a papà. No, non ci credo. Il tatuaggino col blu bello. Cioè mi piace perché queste sono le sì. Mamma, non toccare che fa malissimo. Mamma, guarda, cioè male. 2 da 1. Due, gestisce. Ah, perché se lo fanno tutti tu fai pure il tatuaggio. ovvio, ma che domande fai, mamma, vai. No, non ci posso E addirittura mi voglio stampare una fenice tutta qua nella faccia. Che ne pensi? Penso che te ne do uno di qua. No, mamma, Non ci credo. Mamma, stai No, tranquilla. no. Dove vai? Un tatuaggio normalissimo. No, devo andare a togliersi tatuaggio. Ma cosa interessa? È un tatuaggio normale, non c'è bisogno tanto di No, incavolare. non ci credo. Dai, mamma, No. su. Ma vai tranquilla. Non ci Ma credo. cosa fa? No, no, Cosa fa? io non Cosa ci fa? credo che E questo questo tatuaggio è qua il tatuaggio. Dove? Cosa fai? Mamma, no! Nell'acqua no! No! Mamma! No. Allora, piano! Mamma, no, non farlo! Mamma, Qua. cosa fai? Cosa fai? No! Mamma! Mi hai preso. Ma io lo sapevo. Ma dovevano durare un mese sti Io lo cosi! sapevo che scemetto. Aia! Dove vai? Visto che non c'è niente che sono venuta Tutti la No! Questo è vero! Ora sì che sono felice. Mamma quanto è felice. Ma cosa? Ma dovevano durare un mese! Io non ci posso credere che questi tatuaggi sono così scadenti. Vabbè, effettivamente non li ho toccati per 4 anni, quindi ci sta che non durino un mese. Non mi piace. Fa male! Guarda, è tutto rosso! Togli, che bello! A fare scherzi. Ai, Di questo Bob, tipo. Bob, Perché tu questo lo non lo sai. dovevi prendere. Vai a Vai a studiare, va. Io mi chiedo, ma come posso avere così tanta sfiga? Sapete che vi dico che a 15.000 like mia madre farà i TikTok con me per la prima volta.